Buonasera ai nostri telespettatori. Questa sera puntata di Friuli Economy, come anche annunciato sui social, dedicata ai friulani che emigrano e alle imprese del Friuli Venezia Giulia che invece fanno fatica a trovare professionisti, dipendenti, anche giovani. Abbiamo raccolto molte domande che sono arrivate su LinkedIn soprattutto e che rivolgeremo anche ai nostri ospiti, che vado subito a presentare. Abbiamo con noi Alessandro Bruno Bossio, emigrante, laureato anche in Friuli Venezia Giulia e poi tornato in Friuli Venezia Giulia dopo Bossio. Tra pochissimo racconteremo la sua storia. Buonasera. Buonasera Massimo. Abbiamo con noi anche il presidente dell'ente Friuli nel Mondo, nonché anche già presidente di Confindustria Udine, Adriano Luci. Buonasera Luci. Buonasera. Poi abbiamo l'imprenditore dell'azienda Beantec, Fabiano Benedetti. Buonasera Benedetti. Buonasera. Azienda che è cresciuta molto, che ha assunto molti giovani negli ultimi anni, quindi è anche un testimonial interessante. E poi abbiamo il funzionario dell'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, il dottor Carlo Scorvino. Buonasera Corvino. Buonasera. Allora, io partirei pregando la regia di utilizzare anche i dati sui settori universitari, quelli che più sono premiati dalle imprese in Friuli Venezia Giulia. Eccoli qua, vediamo. Partirei con Alessandro Bruno Bossio. Bossio, lei si è laureato in economia e i telespettatori che vedono la nostra tabella dicono si tratta sicuramente diciamo così, del ramo di laurea più gettonato, eppure però lei è emigrato. Perché è emigrato all'estero, Bossio? Sì, io diciamo che ho studiato in Friuli all'Università di Udine per la laurea triennale e ho lavorato anche durante la laurea, ho anche studiato all'estero e mentre scrivevo la tesi ho cercato lavoro proprio in Friuli, devo dire anche in Veneto, e purtroppo durante i 7 mesi in cui ho scritto la tesi non ho ricevuto delle offerte né attraenti né concrete. Molti dei colloqui che ho fatto mi proponevano di aprire partita IVA e a quel punto ho cercato anche lavoro all'estero parlando anche inglese e spagnolo fluentemente e ho deciso poi di fare un'esperienza a Belfast in Irlanda del Nord con un lavoro che non era esattamente, diciamo, quello per cui avevo studiato, servizio al cliente, che però poi mi ha permesso di trovare altre esperienze di lavoro grazie al coraggio di uscire, diciamo, dalla regione. Ecco, ci sono anche dei dati della Camera di Commercio di Udine, ringraziamo sempre il dottor Passon che ce li ha forniti, e che riguardano per trovare lavoro è importante farsi conoscere. Notiamo come in Friuli Venezia Giulia, ecco qua, perfetta la regia, ancora per trovare lavoro il 55% viene fatto per contatto diretto. Lei pensa, Bossio, che il fatto che lei fosse giovane, magari non molto ancora introdotto nel mercato del lavoro, sia stato quindi controproducente, dato che in Friuli Venezia Giulia devi conoscere un po' di imprenditori o manager per trovare lavoro, almeno così vedendo le statistiche? Sì, questo è stato forse, tra virgolette, uno svantaggio. In realtà la sensazione che ho avuto quando cercavo lavoro era che un po' si negoziasse al ribasso con chi è appena uscito dall'università, anche perché diciamo, senza vantarmi, ritenevo di avere delle qualità non così comuni, il discorso delle lingue, il fatto di aver vissuto già all'estero da giovane e in realtà poi non mi ha permesso questo di essere inserito. A volte mi veniva detto che ero troppo qualificato, a volte troppo poco qualificato, insomma è stato un po' complicato. E quindi ha optato per l'estero. Poi dopo, Bossio, torneremo con lei per raccontare anche perché invece lei è tornato in Friuli Venezia Giulia, e lo vedremo anche con l'ausilio di una tabella che ci ha realizzato il consulente del lavoro Alberto Giugiuti. Adesso vediamo un po' le domande che sono arrivate dai friulani, soprattutto anche i friulani che sono andati o in altre regioni d'Italia o che sono andati all'estero o che comunque hanno molta familiarità col mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia. C'è una critica che viene mossa alle aziende locali perché si ritiene che siano ancora troppo poco strutturate, quindi non abbiano avuto, diciamo così, una crescita in termini di managerializzazione, piuttosto che anche gli inquadramenti che vengono proposti non sono adeguati. Chiedo alla regia di utilizzare anche la slide, quella della tipologia contrattuale, e chiederei un'opinione sia a Luci che a Fabiano Benedetti sul tema degli inquadramenti contrattuali, ma anche della scarsa managerializzazione che c'è in Friuli Venezia Giulia, se anche secondo loro è così o se invece qualcosa si è mosso, oppure la crisi degli ultimi 10 anni ha un po' bloccato la crescita delle imprese, quindi anche l'opportunità di non avere una struttura proprio piatta, orizzontale, dove c'è, come dice qua qualche friulano, il paron e sotto tutti gli altri. Riporto quello che è stato scritto su LinkedIn
LinkedIn, nella pagina di Friuli Economy. Partiamo da Luce e poi vediamo anche con ovviamente Benedetti. Come diceva lei, questi ultimi 10 anni sono stati anni di sofferenza che hanno rimesso in gioco un po' tutto e quindi io li chiamerei anni di rivoluzione, non di crisi. Per chi dice invece che le nostre aziende non sono managerializzate, io credo che ci sia della verità, però è anche un fatto generazionale, sono relativamente giovani le nostre imprese e quindi questo fatto di generazioni che si stanno modificando, testimoni che vengono passati ai figli, quindi figli che in qualche modo sono laureati rispetto ai genitori che non lo erano, ad esempio. Stanno cambiando anche i processi all'interno dell'azienda. Quindi io credo che ci sia un momento di maturazione che va in una fase di miglioramento e che porterà sicuramente a cambiare anche questo tipo di atteggiamento, che è quello di cercare di avvalersi di collaboratori che abbiano delle competenze e sicuramente abbiano una visione. E sul tema degli inquadramenti, perché c'era anche appunto una slide realizzata, ringraziando l'Agenzia Regionale del Lavoro, vediamo che effettivamente negli ultimi 4 anni c'è stato un po' uno spostamento da contratti più a tempo determinato e indeterminato a contratti anche a intermittenza, somministrati, parasubordinati. Ripeto, questi 10 anni veramente hanno creato una rivoluzione e anche in questo senso siamo andati indietro piuttosto che andare avanti. Io credo che comunque le aziende che in qualche modo abbiano una visione, le aziende che in qualche modo si stanno costruendo un futuro, ragionino in maniera completamente diversa e che creino le condizioni anche per far sì che le persone all'interno dell'azienda possano maturare quella giusta carriera che consenta loro di crescere in maniera positiva sia sotto l'aspetto delle competenze ma anche sotto l'aspetto economico e quindi dell'inquadramento. Ecco, pregando la regia di mettere la slide sulle professioni introvabili, l'ultima della Camera di Commercio, chiederei invece a Fabiano Benedetti di Beantech, eccolo qua, lei che di giovani ne ha assunti molto, se c'è un tema secondo lei sugli inquadramenti, sugli stipendi, sulle reali possibilità in Friuli Venezia Giulia, come sollevano diversi friulani all'estero, o se secondo lei, un po' come dice Luci, in Friuli le imprese stanno, almeno alcune, stanno crescendo e quindi stanno dando delle opportunità diverse che prima non c'erano. Allora, io parlo per l'azienda che rappresento. Noi abbiamo fatto un percorso in questi anni di crescita e ci siamo accorti che uno dei temi fondamentali era proprio quello di far valorizzare le persone che lavorano da noi, cercare di dare responsabilità e quindi prospettare per loro un percorso di carriera. Questo è un fatto fondamentale. Noi fondamentalmente abbiamo gran parte, sono tutti a tempo indeterminato, poi c'è una quota di apprendisti perché noi abbiamo assunto l'anno scorso 25 persone, quindi ce ne sono anche molti di giovani e comunque per tutti abbiamo previsto per loro un piano di crescita e che quello credo sia uno dei temi più importanti oggi per attirare le risorse e cercare di far vedere che l'azienda ci crede e che vuole crescere. Noi siamo oggi un'ottantina, in 2 anni abbiamo raddoppiato e quindi per noi è stato questo un grande punto di svolta, cioè proprio quello di valorizzare le risorse che abbiamo in azienda. Voi operate nel settore dell'informatica, dell'industria 4.0? Sì, esatto. Ecco. Noi ovviamente operiamo in un settore che oggi è al centro di questa trasformazione che sta avvenendo e quindi siamo avvantaggiati anche da questo punto, dal punto di vista della crescita. Sicuramente non siamo molto avvantaggiati perché le risorse che noi oggi cerchiamo per noi sono veramente introvabili. Oggi per noi il limite del business è trovare le persone per poterlo fare, quindi è un paradosso perché si parla di crisi ma di fatti non è così. Ecco, ci è arrivata anche a noi, infatti su LinkedIn c'erano anche dei commenti di alcuni datori di lavoro friulani che invece dicevano, ad esempio noi cerchiamo 2 laureati, ogni anno per noi è un dramma, oppure anche altri che dicevano che è complicato fare l'imprenditore in Friuli Venezia Giulia e che probabilmente lasceranno la nostra terra. Quanto è difficile fare l'imprenditore qui a causa della situazione un po' dell'ambiente competitivo, Benedetti? Ma io devo dire che per me devo dire che io mi trovo molto bene in questa regione perché io credo che c'è una sinergia forte tra le istituzioni, le associazioni di categoria, ci sono centri di ricerca eccellenti che possono aiutare le aziende a farle crescere e a innovare sempre costantemente i loro prodotti. Secondo me l'unica vera problematica oggi è proprio la mancanza di risorse, perché il resto, il contesto socio-economico in cui ci troviamo, credo che sia veramente favorevole. Ecco, e venendo proprio al contesto socio-economico, Carlo Scorvino, pregando intanto la
regia di mandare in onda le slide, quelle che riguardano l'innovazione regionale. Il Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni ha visto il suo PIL crescere, non crescere ai livelli della Cina, però qualcosina si è mosso, e addirittura, vedendo le slide che ci ha fornito, su un panel di oltre 200 aziende in Europa, il Friuli Venezia Giulia è 117esimo, quindi una condizione anche favorevole riguardo all'innovazione. Ma che cos'è, anche frutto dei lavori di ricerca che lei ha fatto, Corvino, che secondo lei rappresenta ancora un limite, da un lato per le aziende per trovare dei professionisti o dei giovani qualificati, e viceversa dal punto di vista dei giovani invece friulani per evitare di andarsene, perché comunque ancora migliaia lasciano il Friuli Venezia Giulia, quindi c'è qualcosa che non va? Sì, la risposta dovrebbe essere piuttosto articolata. Diciamo che è un po' un insieme delle cose che sono state anche accennate prima. Il Friuli è la prima regione in Italia rispetto a questa classifica per innovazione. Cioè, tanto i comportamenti delle imprese che investono in innovazione, hanno investito in innovazione, sia il contesto istituzionale, no? Quindi la presenza di centri di ricerca, di università e un collegamento tra imprese e i risultati della ricerca. Nell'altra slide che prego la regia di mandare ci sono infatti questi indicatori. Sì. Diciamo che abbiamo un contesto che in questo momento è favorevole. Quello che forse è una difficoltà per fare in modo di valorizzare, come diceva la persona che mi ha preceduto, per valorizzare le competenze dei giovani che hanno qualifiche elevate, laureati eccetera eccetera, è la crescita della cultura manageriale. Noi potremmo dire anche la crescita della dimensione media delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo un dato su cui stiamo facendo anche degli approfondimenti, ma sostanzialmente il 50% grosso modo delle opportunità occupazionali del Friuli Venezia Giulia sta in imprese sotto i 9 dipendenti. Allora, sempre con l'ausilio della regia possiamo vedere la tabella dove ci sono gli indicatori principali per i quali il Friuli Venezia Giulia comunque si colloca in una posizione mediana in Europa per quanto riguarda l'innovazione. Corvino, la nostra regione, che fa parte appunto della Terza Italia, come diceva Bagnasco, è una regione di piccolissime imprese, soprattutto tra i 5 e i 9 dipendenti, e sono anche le aziende che in realtà assumono di più. Si capisce benissimo che però per motivi dimensionali non si tratterà di assunzioni per fini, diciamo così, manageriali. Quindi ci sono dei limiti nel modello Friuli in questo momento. Sì. Piccolo e bello era uno slogan di alcuni anni fa, ma oggi è valido fino a un certo punto. Okay? È anche vero che un sistema del genere è difficile da cambiare in pochi anni. Noi abbiamo in questo momento un settore industriale che sta crescendo, okay? E contemporaneamente crescono i servizi alle imprese. Okay? Quindi i servizi alle imprese, che sono ad esempio i servizi dell'information technology, ad esempio, si fanno esternamente, nel senso che grandi imprese magari... Si rivolgono ad esempio a Beantech. Ad esempio, ok? Allora, se cresce un sistema anche di medie e piccole imprese nella manifattura, su professioni di elevata qualificazione, crescono anche i servizi alle imprese, okay, che vanno, come dire, nella rete a diffondere competenze, eccetera, eccetera. Per questa via può essere che si elevi la domanda di competenze. Okay? Però ci vorrà del tempo. Però, sì, ci vorrà del tempo. È tutto legato alla crescita di fatto delle imprese nel settore di fatto manifatturiero, che tirerebbe dietro i servizi avanzati e il resto. In questo suo modello, se ho capito bene. Sì, un vantaggio della grande impresa è che crescono i ruoli di coordinamento, okay? Crescono quindi i ruoli in senso più autonomi da un punto di vista professionale, e lì potrebbe crescere la domanda per i nostri giovani che vanno all'estero, e magari è auspicabile che ritornino. Che ci sia una circolarità. Benissimo. Sono modelli incontaminati, no? È importante questo, no? Che ci sia contaminazione sul territorio rispetto a... E quindi noi abbiamo, come diceva anche il collega Benedetti, abbiamo tutti questi centri di ricerca che messi, diciamo, tra di loro possono darci veramente una marcia in più. Certo, torneremo anche su questo tema della circolarità. Adesso lanciamo la pubblicità e poi torniamo di nuovo qui a parlare a Friuli Economy di giovani migranti e di imprese che fanno fatica a trovare dipendenti qui in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto che il Friuli sta cambiando, anche le imprese stanno provando a crescere e il manifatturiero potrebbe
anzi sicuramente può trainare anche la crescita dei servizi avanzati in un circolo virtuoso, però in tutto questo ancora non basta, perché ancora tanti sono i friulani anche molto qualificati che vivono all'estero e che vorrebbero anche tornare, come ci è stato testimoniato da tanti messaggi su LinkedIn, ma al di là di quelli. Bossio, lei per quale ragione è tornato? È tornato perché è stato assunto da un'impresa del Friuli Venezia Giulia? È tornato perché, come possiamo vedere nella tabella che ci ha fornito Alberto Giorgiuti dell'omonimo studio di consulenza del lavoro, c'è una qualità della vita migliore e a minor costo? Insomma, si spiega perché è tornato. Sì, allora forse bisogna fare un attimino un passo indietro e vedere un attimino il percorso che ho fatto quando sono emigrato nel 2009. Ho iniziato a Belfast lavorando per un'azienda, mi sono fermato 6 mesi, poi ho trovato nel frattempo un altro lavoro a Gibilterra e poi nel 2011 mi sono trasferito a Londra e a Londra ho iniziato una crescita in un'azienda di pagamenti online che quindi si occupa di un settore abbastanza innovativo. Quanti dipendenti ha questa azienda? Al tempo ne aveva 300, oggi ne ha 2600, quindi è un'azienda che è cresciuta esponenzialmente per crescita e anche per l'acquisizione di altre aziende. Appena sono arrivato in questa azienda mi occupavo del settore commerciale, quindi gestivo un portafoglio clienti aziendali, internazionale e italiano, e poi man mano nel corso del mio lavoro ho iniziato a ho preso in mano una squadra di commerciali, anche questa internazionale, fino a quando poi ho iniziato diciamo, a far carriera e a conoscere un attimino anche cosa voleva dire avere delle soft skill che mi permettessero di gestire il team che vendeva all'estero. Ecco, vediamole intanto mentre parla Bruno Bossio, sempre da quelli che sono i dati che ci ha fornito la Camera di Commercio di Udine e le soft skill più richieste per trovare un lavoro. Ad esempio lei, Bossio, quali ha sviluppato? E qua vediamo nella tabella che ce ne sono alcune qua in Friuli davvero importanti, come la flessibilità e l'adattamento, la capacità di lavorare in gruppo e anche ovviamente ad esempio la capacità di comunicare. Sì, allora quando vendi un prodotto diciamo informatico, prima di tutto devi avere delle forti capacità comunicative e soprattutto se lo vendi a livello globale in tutto il mondo devi anche apprezzare quali sono le differenze culturali dei tuoi clienti. Queste sono cose che impari sul campo. Le impari forse all'università le impari quando ti confronti con altri studenti internazionali. Io ho avuto questa fortuna perché sono andato a studiare anche all'estero, però poi sul campo le impari quando hai dei datori di lavoro, dei manager che ti buttano sul campo e ti fanno bruciare un attimino con certe esperienze. Ma lei poi all'interno della sua azienda fino a che livello è arrivato nella gerarchia aziendale? E se poi è tornato perché è stato assunto dall'impresa del Friuli Venezia Giulia, quindi si è dimessa dalla sua azienda inglese, oppure invece è tornato in altro modo qua? No, io non mi sono dimesso, in realtà ho iniziato a lavorare per questa azienda, come dicevo, nel settore commerciale, ho preso in mano tutto il loro dipartimento commerciale e poi ho preso in mano anche diciamo, la gestione operativa, quindi non solo della squadra commerciale ma anche di varie squadre operative. Io avevo già espresso al mio datore di lavoro la volontà di voler trasferirmi in una dimensione tra virgolette più umana. Ho vissuto a Londra per 7 anni dove c'è una dimensione molto veloce su tutti i fronti, anche nei rapporti umani diciamo. Nel frattempo mi sono sposato e volevo anche fare famiglia e la dimensione friulana mi attraeva per l'esperienza che ho avuto in Friuli direttamente. E ho trovato grande disponibilità da parte dell'azienda per la quale lavoravo. Che non è però del Friuli Venezia Giulia, quindi no. Diciamo che il sistema del Friuli Venezia Giulia non è, ad esempio nel suo caso, riuscito ad attrarla per tornare qua, almeno al momento, diciamo. No, io ho anche valutato, anche esplorato, ho mandato curriculum, però poi è stato più facile il percorso di convincere l'azienda inglese ad aprire una sede in Italia, dove sono l'unico impiegato, e speriamo solo per il momento, magari in futuro la cosa cambierà, però l'azienda ha valorizzato diciamo, il lavoro che ho svolto in 7 anni e mi ha concesso questo benefit, che era il benefit di lavorare in remoto. Certo. Pur mantenendo le mie responsabilità, cosa che non mi aspettavo, insomma. Ecco, venendo invece dal punto di vista universitario, così poi riusciamo a fare l'aggancio anche con gli altri nostri ospiti, in che cosa secondo lei che si è laureato all'Università di Udine in economia, qual è il gap che c'è attualmente, e questa è una domanda che è stata fatta anche da alcune persone su LinkedIn, tra il sistema universitario italiano in questo caso e
le imprese, ad esempio in questo caso del Friuli Venezia Giulia, cioè in che cosa lei non è stato sufficientemente formato perché quando mandava il CV, mentre scriveva la tesi, potesse essere assunto dalle imprese del Friuli Venezia Giulia, almeno da una? Sì, diciamo che io quando ho iniziato a mandare il mio curriculum in giro per il Friuli, ma anche in giro per l'Italia, diciamo, è stato un lavoro molto autonomo, non ho sentito molto il supporto dell'università, peraltro ritengo che ci sono tantissimi professori, soprattutto nell'Università di Udine e di economia, che hanno molte conoscenze nel settore del lavoro, quindi questo forse doveva essere un attimino più valorizzato. Peraltro faccio un esempio, io ho studiato all'estero in Australia e molto spesso i professori lì si sono preoccupati di individuare ragazzi, di dire guarda ho visto un lavoro disponibile in questa azienda, perché non fai una richiesta, per esatto, ma non solo, perché poi anche nelle metodologie di studio viene richiesto allo studente di andare nelle aziende e studiare come queste aziende operano, che anche questa è formazione, perché poi inizi a scoprire veramente come si lavora sul campo e non fai solo teoria. Questo magari può essere una cosa che l'Università di Udine può iniziare a fare. È ovvio che se le aziende in Friuli sono di piccole dimensioni è difficile poi andare a fare una cosa di questo tipo. Ecco, pregando la regia di rimettere la slide che abbiamo visto prima, quella con le professioni introvabili, domanderei invece a Fabiano Benedetti, lei che come prima ci ha raccontato in ultimi 2 anni ha raddoppiato l'azienda, arrivata a quasi un centinaio di dipendenti e che ha assunto molti laureati anche di diverse discipline, informatica, ingegneria, economia, giurisprudenza. Che gap vede ancora fra un'azienda come la sua e la formazione universitaria? Lei che conosce anche questi neolaureati, quindi vede cosa sanno fare, cosa non sanno fare, quindi se ci dà la sua opinione, ecco. Allora, per noi l'università è ovviamente il partner più importante che abbiamo, perché per noi è vitale, nel senso che ci fornisce quella che è la materia prima per poi affrontare poi il mondo del business. Noi lavoriamo con l'università praticamente quasi da quando siamo nati, quindi dal 2001, e negli anni abbiamo imparato ad approcciare nel modo corretto, quindi abbiamo imparato a lavorare con i professori, con continuità, cioè all'università non si può lavorare a spot, ma bisogna avere un rapporto continuativo, perché è solo dopo qualche anno che si comincia a vedere i frutti del lavoro. Il 90%... Lei parla delle tesi, dei tirocini? Sì, sì, noi allora partiamo noi abbiamo realizzato dei laboratori insieme all'università ultimamente, quindi noi andiamo proprio all'università a fare dei laboratori insieme ai professori e insieme impostiamo, diciamo così, dei corsi dove dentro ci sono delle tecnologie che poi possono essere utili sia per noi ma anche per altre aziende che lavorano poi nello stesso settore. Il 90% delle persone che arrivano dall'Università di Udine che lavorano da noi comunque afferiscono o al Dipartimento di Matematica e Informatica oppure Ingegneria. C'è un 10% che arrivano anche da economia, ultimamente da giurisprudenza e da altri settori, e quelli sono per noi meno core, però vediamo che è importante anche quelle figure e che anche con i professori con cui abbiamo iniziato a lavorare in quelle aree lì, abbiamo instaurato un rapporto duraturo di collaborazione. Che è quello che in pratica aveva detto prima Bossio, cioè un rapporto più stretto fra professori, mondo del lavoro, magari per l'alternanza dei tirocini, per le tesi, e questo va a vantaggio dei ragazzi che poi si inseriscono più facilmente. Esattamente, allora noi partiamo dalla tesi di laurea, dal tirocinio, poi noi abbiamo anche diversi progetti di ricerca attivati con l'università che attirano poi anche le persone che lavorano su questi progetti, e poi ovviamente se come fino adesso è sempre successo sono ritenuti validi, poi si fermano a lavorare da noi. Noi siamo partiti da 0 e siamo arrivati a 80 e credo che l'80% delle persone sono arrivate così. La prospettiva? Fra 2 anni e quanto arrivare? Quello non si sa, adesso noi sicuramente abbiamo un piano di crescita. Non faccia il timido. No, abbiamo un piano di crescita che nei prossimi 3 anni dovrebbe arrivare a un'azienda che potrebbe essere il doppio di questa, poi nel mezzo vedremo cosa succede, insomma, ecco, sicuramente il piano c'è. Bene. Magari una cosa da aggiungere molto brevemente è che all'estero iniziano anche durante i corsi, non soltanto per la tesi. Questo è una cosa che stiamo impostando adesso col Dipartimento di Matematica e Informatica. Stiamo cercando di costruire dei laboratori in aula, sia la triennale, perché la triennale è veramente una cosa molto difficile, perché
il numero dei laureati magistrali a Udine nel 2017 è 18, cioè 18 laureati a Udine in informatica. Significa che si sono persi metà alla triennale e alcuni di questi sono andati via, quindi sono andati a fare la magistrale magari da altre parti, quindi noi dobbiamo partire ancora prima per intercettarli, quindi non aspettare che arrivano gli ultimi 2 anni, ma partire col terzo anno. E stiamo cercando di attivare dei laboratori misti università e imprese, in modo da farli lavorare su dei progetti, delle tesi o dei tirocini, che possano lavorare in gruppo, fare dei laboratori, fare delle cose, ma che diventi una roba continuativa. Questa è la cosa più importante, perché così vengono a conoscenza già delle aziende che stanno sul territorio e della possibilità di avere delle opportunità di lavoro senza dover andare in Inghilterra come ha fatto Alessandro. Se posso, io credo che proprio qui stia il nocciolo della questione, no? Nell'innesto dei giovani nel mondo del lavoro nel momento dello studio. Questo lavoro l'Università di Udine l'ha iniziato, ma secondo me siamo veramente in ritardo e dovremmo accelerarlo, perché dobbiamo iniziare a parlare di lavoro prima, molto prima, e di conseguenza trovare quelle forse già alle medie. Forse già le medie, e non è sbagliato, perché lì tu scegli le superiori e quindi di fatto scegli già un percorso che ti caratterizzerà. Condivido e credo che da lì si possa fare un lavoro strutturato insieme all'azienda, collaborando, senza pensare di avere il sapere in tasca, perché molto spesso dal mondo universitario c'è anche questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo cambiare atteggiamento, sia gli imprenditori che il mondo universitario, e trovare un innesto che sia strutturato nel tempo, quindi un lavoro non che un lavoro spot, bensì un lavoro che va, diciamo, organizzato in un certo modo. Certo. Posso aggiungere una cosa sullo strumento? Sì, velocissimo, perché poi dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo con voi. Allora, siamo partiti tardi su tutto il discorso alternanza scuola-lavoro, non abbiamo un sistema come quello tedesco, per intendersi, che è rigido, però è efficace sotto certi aspetti. Ci sono però degli strumenti interessanti come l'apprendistato di alta formazione, che è specificatamente pensato per alte qualifiche professionali. Cioè chi fa il dottorato, ad esempio? Non solo, anche chi fa la specialistica, ok? Ed è uno strumento molto interessante che, se conosciuto da certe imprese, potrebbe dare impulso indubbiamente alle competenze delle persone e anche naturalmente il valore aggiunto per le imprese. Insomma. Benissimo, ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy. Abbiamo toccato diversi punti anche che diverse persone su LinkedIn ci avevano domandato di rivolgere ai nostri ospiti questa sera. Resta ancora un tema, quello del mismatch domanda-offerta del lavoro, che fa parte del titolo. Ecco, vediamo proprio la slide dell'Agenzia Regionale del Lavoro e chiediamo un commento su questo al funzionario Carlo Scorvino. Sì, ma il mismatch significa semplicemente che non c'è un allineamento quantitativo e qualitativo tra domanda e offerta di lavoro. E in quella slide noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto vedere che nell'anno prima della crisi, poco prima della crisi, 2008, i disoccupati in Friuli erano 18.000 circa. Ecco, prego la regia di mandare in onda anche quella slide lì che ce l'abbiamo, era la prima del pacchetto. Con un tasso di disoccupazione che gli economisti definiscono frizionale, praticamente zero, intorno poco sotto il 5%. Okay? Dopo 2 anni i disoccupati erano quasi 40.000, quindi in 2 anni sono più che raddoppiati, okay? Più che raddoppiati, tendono a diminuire negli ultimi anni, ma rimane un volume elevato. E questa è l'offerta di lavoro, una parte dell'offerta di lavoro, cioè chi cerca lavoro. Dall'altro lato noi sappiamo che, seppur su stime, ma sono stime secondo me affidabili, durante il 2017 e ancora adesso probabilmente ci sono circa 20.000 posizioni vacanti, no? Cioè numero di persone che le imprese prevedono di assumere in questo periodo qui. Poi dentro questi 20.000 ci sono figure che vengono ritenute più o meno di difficile riperimento. Ecco, il mismatch è questo, cioè noi abbiamo da un lato, e questo ce l'avevamo anche durante la crisi, cioè imprese che licenziano a fronte di imprese che invece cercano e non trovano. Qui il mismatch di che cos'è? Non è tanto solo di posti di lavoro, ma di necessità delle imprese, cioè competenze chiave che servono alle imprese e competenze dell'offerta di lavoro. Qui c'è un problema, se posso permettermi di aggiungere, che è questo. Noi abbiamo un'offerta di lavoro, cioè un numero di occupati assunti e un numero di disoccupati che cercano lavoro, che si sta contraendo. Questo per effetto di 2 cose. Una cosa è l'invecchiamento della popolazione. Il Friuli è fra le regioni al mondo in cui l'invecchiamento demografico è non da oggi più forte. Okay? È un elemento positivo perché insomma
vivere più a lungo è sicuramente positivo. Però questo implica anche che si riduce l'offerta di lavoro, perché una parte, soprattutto i più giovani, non trovando spazio qui, se ne vanno, non necessariamente all'estero, Veneto, Trentino, Lombardia, certo. Lombardia, eccetera, eccetera. E c'è ovviamente poi un problema di innovatività, perché nei grandi numeri, avere un'offerta di lavoro tendenzialmente più anziana può porre un problema di innovazione, flessibilità e così via. Il problema sono le competenze, e non solo quelle tecniche, giustamente come si diceva prima, le competenze più vincenti oggi, forse che fanno la differenza, sono le cosiddette soft skill. Quelle che abbiamo visto prima nella tabella. Ecco, Luci, lei che è presidente dell'Ente Friuli nel Mondo e che ha viaggiato sicuramente non solo per motivi di lavoro, per tutta la sua carriera di imprenditore, ma anche adesso per il ruolo che ha, che idea si è fatto sul perché i friulani nel mondo, che magari anche certi ci stanno guardando stasera e che li salutiamo con affetto, soprattutto quelli che sono immigrati negli ultimi anni, non sono tornati in Friuli? Cioè che cosa manca al Friuli per chiudere questo problema di circolarità? Cioè i cervelli fuggono ma poi non rientrano, quando avrebbero anche un valore aggiunto da dare, perché sicuramente, come ad esempio nel caso di Bruno Bossio, hanno imparato una professione. Di immigrazione, diciamo, ad alto, chiamiamolo, contenuto tecnologico o comunque ad una vivibilità, diciamo, come qualità molto elevata, la risposta viene da sé, no? Cioè dice non siamo ancora a quei livelli e quindi rimarranno lì. Magari, ecco, esatto. Poi se parliamo invece dei paesi forse meno fortunati, come può essere l'Argentina o può essere anche il Brasile, no? Io credo che l'attaccamento alla propria terra, in quel caso alla loro terra, là, diciamo, dove sono andati ad emigrare, porta a restare comunque nel proprio paese d'origine. E quindi io credo che il fatto di poter mettere insieme, di fare una rete di collaborazione tra gli istituti di ricerca, il mondo delle imprese, il mondo universitario, che sia in grado di rappresentare il territorio nella sua complessità, nella sua totalità, possa dare un valore aggiunto proprio per attrarre queste persone in maniera positiva, dimostrando che anche qui si può, oltre che vivere bene, si può anche lavorare bene, perché le nostre imprese, non dimentichiamoci, non sono ultime a nessuno. È una questione forse di dimensioni, però le dimensioni vengono se poi dopo c'è un contesto che ti consente di fare l'imprenditore e di crescere. L'imprenditore in un certo modo. Non dimentichiamo che insomma nella nostra regione ci sono imprese come la Danieli, come la Fincantieri, quindi come mai ci sono? Ma ci sono veramente, no? E quindi a contorno nasce tutto un sistema che deve dare servizi a queste grandi imprese, perché quando un'impresa diventa grande ha bisogno di tutto e di conseguenza è un valore aggiunto per il territorio. Ecco, una cosa che dicevano anche su LinkedIn è che forse ci sono troppe poche grandi imprese in Friuli Venezia Giulia. Anche quelle che lei ha menzionato sono due, poi ce ne sarà ancora qualcuna, forse ne mancano ancora altre. Forse è un problema del nostro paese, no? Dove non è possibile crescere più di tanto, proprio perché ci sono delle difficoltà, dei fardelli da portarsi addosso che sono impropri dell'azienda e di conseguenza la difficoltà è maggiore rispetto ad altri paesi. Non a caso molti anche espatriano proprio anche con le imprese. Benedetti, bisognerebbe fondare probabilmente una sorta di agenzia interinale per riportare i cervelli, magari comunicando aziende come la sua, le figure che cercano, che sono di un certo livello e che magari forse sarebbero più attrattive. Allora, è necessario, bisogna cercare di creare un sistema per attrarre, chiamiamolo marketing territoriale, chiamiamolo sviluppo dell'ecosistema, per fare in modo che in questa regione possano arrivare figure di alta specializzazione, perché quelle sono quelle che possono veramente continuare a far rimanere il Friuli una delle regioni leader per quanto riguarda l'economia in Italia e anche del mondo. E qui io adesso apriamo un ponte con Adriano Luci per vedere se riusciamo anche attraverso i Foglas Furlans, Ente Friuli nel mondo, magari ad attirare qualcuno di seconda o terza generazione che è già da tanti anni che è all'estero e che magari potrebbe essere interessato a tornare in Italia, e noi volentieri ci mettiamo a disposizione per creare un sistema per poterli attirare e creare magari una connessione per fare in modo che poi vengano a creare lavoro qua. Ecco, è un'interessante proposta, magari in una prossima puntata che ci impegniamo di fare a Friuli Economy su questo tema che tanto sta a cuore ai friulani, vedremo anche gli sviluppi di questa proposta. Io ho un'ultima domanda da fare a Bossio. Lei è un emigrante che è tornato qua e rappresenta in questo momento un'azienda che probabilmente dovrà crescere anche in Italia, sentendo un po' trasparire quello che ha detto, ma lei su che cosa farebbe leva per riportare qua dei friulani che magari lei conosce, suoi coetanei, però a lavorare nella sua azienda?
Beh, innanzitutto l'attrazione del territorio in cui ci troviamo, forse cosa che viene sottovalutata. Molto spesso parliamo per esempio di Friuli come regione manifatturiera, come regione dedicata ad aziende come Danieli, Fincantieri, però è anche vero che è una regione dove si vive bene, si parla molto spesso di problemi, di stili di vita, di invecchiamento. Forse bisognerebbe rendere più semplici per aziende estere il fatto di creare azienda in Friuli. Come mai la mia azienda ha un ufficio che era di 200 ora di 1000 persone in Bulgaria? Bisogna chiedersi queste cose qui. E io per esempio, si scherzava prima, ma ho tanti colleghi in Bulgaria che mi dicono: ma quando è che aprirete un ufficio in Italia? Perché in Italia si vive bene e ci trasferiamo subito se volete. Quindi puntare sulla qualità della vita, un po' come nello schema che aveva fatto Giorgiuti. Sì, questa è una cosa che viene un po' sottovalutata secondo me. Sì, è vero, in Italia la burocrazia è un po' complicata, devo dire, secondo me gli imprenditori hanno paura ad assumere perché hanno paura che poi non possano licenziare. Chiaro. Se ci fosse un po' più dinamismo e si potesse creare un hub di aziende, diciamo, internazionali in Friuli, anche questo può essere un'attrattiva che poi crea lavoro anche quelli che sono già in Friuli o magari quelli che non sono in Friuli che vogliono tornare. E poi magari il Friuli diventa come la Lombardia, come il Lazio per esempio. È auspicabile. Allora ringrazio gli ospiti di questa sera, Carlo Scorvino, Fabiano Benedetti, Adriano Luccioi e Alessandro Bruno Bossio. Adesso spazio alla rubrica Friuli Lavoro, una pillola che riguarda il mercato del lavoro in Italia con la responsabile della parte legale di MAV, la Valentina Orizio. A tutti voi invece ci diamo appuntamento fra un'altra settimana alle 22:30 qui a Friuli Economy. Grazie ancora a tutti e anche ai tecnici Buttazione e Ricci che hanno curato la regia questa sera di Friuli Economy. Buonasera. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Bentornata Valentina Orizio, specialista in diritto del lavoro di MAV. Buonasera. Buonasera a voi. Questa sera parliamo della nuova disciplina in materia di mansioni. Facciamo riferimento al decreto legislativo 81/2015. Che cosa prevede, Orizio? La nuova formulazione dell'articolo relativo alla disciplina delle mansioni prevede che il lavoratore debba svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o in alternativa le mansioni di un livello superiore che abbia acquisito nel corso della sua esperienza in azienda o da ultimo che debba essere adibito alle mansioni previste dallo stesso livello e categoria contrattuale di inizio contratto. Ecco, su questa terza ipotesi ci può fare un esempio di modo che sia più comprensibile ai nostri telespettatori? Certamente, questa terza ipotesi si può verificare quando mutano gli assetti organizzativi in azienda e il datore di lavoro si trovi nella necessità di dover modificare la mansione assegnata al lavoratore, appunto in ragione dell'assetto organizzativo mutato in azienda. Ad esempio, quando vengono esternalizzate una serie di attività dell'azienda è necessario ricollocare i lavoratori che prima erano preposti a quelle attività ora demandate all'esterno. Ma quindi in caso di mutamenti organizzativi il datore di lavoro ha la facoltà di modificare le mansioni del lavoratore anche se appartengono ad un livello inferiore? Sì, può in questo caso modificarle anche se appartenenti ad un livello inferiore, ma rimane ferma comunque la categoria legale prevista dal contratto di lavoro e l'inquadramento. Questo vuol dire che non muta la retribuzione del lavoratore. Ecco, a livello pratico quindi come funziona questo aspetto? Allora, questo aspetto funziona che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il mutamento della mansione, deve farlo necessariamente per iscritto, andando ad indicare quali sono le ragioni che hanno portato alla modifica delle mansioni inizialmente previste dal contratto e eventualmente, qualora fossero delle mansioni che prevedono una formazione diversa, adibirlo anche ad attività formativa. Ecco, ma con la modifica delle mansioni si possono anche modificare le condizioni contrattuali in modo peggiorativo rispetto allo status precedente? Sì, è possibile una modifica delle condizioni contrattuali del lavoratore, quindi una modifica del livello della categoria legale di inquadramento e quindi anche della retribuzione, soltanto previa sottoscrizione di un accordo in una delle sedi protette, quale ad esempio la direzione territoriale del lavoro, ma soprattutto in presenza di un interesse del lavoratore, che deve essere dimostrato dal datore di lavoro stesso. Un interesse del lavoratore
lavoratore potrebbe essere la conservazione del posto di lavoro, oppure l'acquisizione di una diversa professionalità, o addirittura una conciliazione della vita lavorativa con la vita personale. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.